L'omicidio di via Castelmenardo, udienza preliminare a carico del quindicenne accusato della morte di Francesco Favaretto, chiesta dalla difesa e concessa dal giudice una perizia psichiatrica sul ragazzo per stabilirne il grado di maturità. Tricolori da issare sui balconi, in vendita a nome degli alpini per finanziarli, ma è una truffa. Le penne nere di Conegliano scoprono il raggiro e mettono in guardia i cittadini che vogliono omaggiarli in vista della adunata triveneta. Il 13 maggio a Olmi di San Biagio avevano razziato in un'azienda di logistica ben 80 scatoloni di vestiti, un bottino da 200.000 euro. I carabinieri bloccano e arrestano a Verona i 3 ladri. Danni per centinaia di migliaia di euro a Pederoba dopo la tromba d'aria che ha colpito Onigo. Via vai di famiglie in cimitero per controllare le tombe divelte dalla furia del vento. Conta dei danni anche a Valdobbiadene. Riconoscimento alla nascita per entrambe le mamme dei bimbi nati da procreazione medicalmente assistita. La consulta fa tirare un sospiro di sollievo alle coppie che si sono finora viste respingere il doppio nome sull'atto di nascita. Treviso accoglie domani la partenza della 14ª tappa del Giro d'Italia che attraverserà diversi comuni della Marca fino all'arrivo a Nova Gorizia, appassionati in attesa. Verso l'adunata triveneta di Conegliano, dunque domani nella città del Cima l'inaugurazione del restauro della scalinata degli Alpini, pennoni e sculture in ricordo dei 100 anni della sezione. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Dunque partiamo dalla cronaca, la cronaca giudiziaria con l'omicidio di via Castelmenardo, udienza preliminare a carico del quindicenne che è accusato della morte del 22enne Francesco Favaretto, chiesta dalla difesa e concessa dal giudice una perizia psichiatrica sul ragazzo per stabilirne il grado di maturità. Sarà eseguita una perizia psichiatrica sul quindicenne di Santabona accusato dell'omicidio in via Castelmenardo a Treviso di Francesco Favaretto, aggredito brutalmente la sera del 12 dicembre scorso e morto dopo 11 giorni di agonia. Lo ha disposto il giudice del Tribunale dei minori di Venezia nel corso dell'udienza preliminare a carico del ragazzo su richiesta del suo difensore, l'avvocato Fabio Crea. Ho prodotto una consulenza psichiatrica sulla maturità o immaturità del minore e in funzione di questa ho chiesto una perizia psichiatrica. La difesa, che ha depositato una consulenza redatta dal professor Giuseppe Sartori, docente dell'Università di Padova, punta quindi a provare l'immaturità del ragazzo e con essa la sua incapacità di intendere e volere rispetto alla gravità del crimine di cui è accusato. Secondo la procura, il minorenne avrebbe sferrato un colpo al collo fatale a Favaretto, circostanza che l'avvocato Crea respinge. Ho depositato un importantissimo verbale che ieri abbiamo redatto presso la Polizia Scientifica di Padova per verificare quelle che sono le ferite che il minore nell'interrogatorio del marzo 2025 aveva detto essere state inferte da lui al povero Favaretto, che non sono quelle al collo, quelle risultate mortali, ma sono delle ferite nella zona dorsolombare che effettivamente sono riscontrate nei tagli del giubbotto. Ho fatto visionare in aula il video da cui risulta chiaramente che nell'azione del minore non c'è stata nessuna lesione al collo. Per la difesa la vittima si sarebbe dunque rialzata senza il taglio al collo, riscontrato poi taglio che secondo l'esame autoptico avrebbe concorso alla morte del ragazzo insieme alla ferita al polmone. Noi riteniamo che non siano stati concausali, ma che solo il taglio al collo è stata la causa deterministica della morte e quindi ho chiesto un supplemento, quindi una nuova perizia medico-legale. Perizia rispetto alla quale il GUP si è riservato. Ulteriori approfondimenti sono stati chiesti da Crea rispetto ai rilievi dattiloscopici e al DNA. Si apre dunque la fase processuale per la morte di Favaretto, per la quale sono attualmente in carcere, oltre al quindicenne, anche 2 maggiorenni, un 19enne di Ponte di Piave e un 18enne di Villorba, ma indagate in concorso, seppure a piede libero, sono anche 2 ragazze. Per svolgere la nuova perizia psichiatrica sul minorenne occorreranno un paio di mesi. Il 4 giugno giurerà il perito nominato dal Tribunale. Cambiamo argomento. Da qualche settimana in gran parte dei territori della sinistra Piave sventolano bandiere e bandierine tricolori. A issarle gli alpini di Conegliano, che hanno scoperto però che qualcuno starebbe vendendo dei tricolori in nome e per conto loro. Per questo lanciano un appello contro questi truffatori. Il
ci è giunta notizia che c'è qualcuno che gira a nome degli alpini a vendere le bandiere. Noi le bandiere le regaliamo. Potremmo definirla la truffa dei tricolori, individui che, spacciandosi per emissari degli alpini, cercano di vendere bandiere e bandierine ai cittadini, sembrerebbe motivando l'esborso come sostegno economico al raduno triveneto di metà giugno. E non sarebbe una pratica circoscritta a qualche individuo in giro per Conegliano, considerando che ad esempio la proposta, peraltro respinta, sarebbe stata fatta non più tardi di qualche giorno fa alla titolare di un bar di Ponte della Priula. Truffa dicevamo perché gli alpini non hanno autorizzato nessuno a vendere le bandiere, non ricevono denaro, ma soprattutto hanno già preparato migliaia di tricolori da distribuire gratuitamente ai cittadini. Abbiamo 2000 bandiere da consegnare ai cittadini nella zona del percorso e anche fuori, che vogliono appendere alle finestre, e noi le bandiere le regaliamo, non andiamo a venderle. Una situazione illegale, ma soprattutto per gli alpini immorale, perché infanga il buon nome delle penne nere, che peraltro di bandiere ne hanno già distribuite in tutta la sinistra Piave. Siamo partiti dal 1° aprile con l'imbandieramento, abbiamo messo giù circa quasi 3.000 bandiere, abbiamo 4 chilometri di pavesi che sono le bandierine, quelle che si mettono nella strada. E il primo effetto per chi arriva in zona è il Ponte della Priula tricolore. Un impegno che, sottolineano gli alpini, non deve essere in alcun modo sporcato da individui senza scrupoli. Per questo lanciano un appello a tutti i cittadini. Quando vedono il pulmino della stazione di Conegliano basta chiedere e noi le bandiere gliele diamo a titolo gratuito. E se invece qualcuno si presenta magari in casa e dice sono venuto a vendere le bandiere a nome degli alpini? Devono chiamare i carabinieri e forze dell'ordine e denunciarli, perché noi non abbiamo autorizzato nessuno a vendere bandiere. Noi le bandiere, ripeto, le regaliamo. Si erano intrufolati nella notte tra il 12 e il 13 maggio nell'azienda di logistica Soline di Olmi a San Biagio di Callalta, eludendo telecamere e allarmi. Avevano rubato 80 scatoloni di indumenti di Calzedonia per un valore di 200.000 euro. I 3 banditi responsabili sono stati rintracciati e fermati dai carabinieri di Villafranca e Verona. Nel capoluogo berico era stato infatti ritrovato il furgone dotato di GPS rubato all'azienda per trasportare di notte gli indumenti rubati, abbandonato poi però in un parcheggio a Montorio. I 3 sono tutti di origini romene, hanno tra i 40 e i 50 anni. Secondo gli inquirenti e i proprietari dell'azienda si tratterebbe di un furto su commissione messo a punto da una banda specializzata. Torniamo a parlare dell'ondata di maltempo, perché il giorno dopo la tromba d'aria a Onigo di Pederoba c'è solo il rumore di chi pulisce e sistema la devastazione del vento. Via vai di persone sin dal mattino al cimitero per vedere se le tombe dei propri cari erano andate in frantumi, danni ingenti, ancora difficile quantificarli. C'è silenzio al cimitero di Onigo di Pederoba dopo il frastuono della tromba d'aria che si è abbattuta nella frazione. Vento forte con pioggia, poi a un certo punto ha girato, ha fatto come un tornado, diciamo. È girato e come ha girato ha cominciato a portare via tetti e telo del coso. Loculi, tombe di famiglia, lapidi di marmo risalenti al 1947 andate distrutte, tetti scoperchiati e tegole cadute dalle tombe e dalla chiesa. Dietro di sé il forte vento unito alla pioggia ha lasciato devastazione ma soprattutto rassegnazione. Continuo il via vai di persone che scopa e secchio alla mano sono giunte per ripulire il luogo dove riposano i loro cari. C'è chi è arrivato con il timore che la lapide del proprio defunto fosse andata in frantumi. Ho trovato la tomba dei nonni con la croce rovesciata e i vasi di fiori per terra, e la tomba dei miei, la parte dove c'è scritto il fianco, dove c'è scritto il nome e i dati, rimane in piedi ancora per miracolo. Allora ho preso un nastro di quelli là, la segnaletica là, e l'ho fissata, perché con un altro colpo di vento che rovinava anche gli altri. Qua la tomba del mio figlio trovavo un disastro, ho perso l'angelo, che era la più bella cosa che avevo sopra, e così. Comunque ieri sera è stata questa tromba d'aria, mi abita in alto, io e lei abitiamo in una collina, è arrivato
un bel po' di vento, ha buttato giù un mezzo albero, ma insomma niente di importante. Penso che la zona più brutta sia proprio questa qua. Qua è andata a pezzi. Sono venuto qua, c'erano i pompieri, tutto quanto, tutti i fiori, tutto un disastro proprio. Per fortuna dove sono i miei genitori è tutto a posto. Ingenti i danni su tutto il territorio, ancora difficili da calcolare. Quello che è certo è che ci si attesta sulle centinaia di migliaia di euro. Una conta dei danni oggi è prematura, stiamo lavorando assiduamente proprio per cercare di calcolare nella maniera più precisa possibile e comunicare alla Regione un conto dei danni che poi ci possa consentire di avere un quadro della situazione molto chiaro. Sicuramente il cimitero è stato danneggiato in maniera importante, le guaine appunto delle parti pubbliche sono state completamente divelte. Una furia che non ha risparmiato nulla al suo passaggio. Grazie all'ausilio dei pompieri, dei volontari della protezione civile e di tanti cittadini che si sono subito messi a disposizione, il grosso del piantume, delle piante che sono state divelte è stato messo in sicurezza e rimosso. Tromba d'aria che ha scoperchiato anche il tetto della casetta degli Alpini e spostato, pensate, i materassi per l'atletica da 500 kg del campo sportivo adiacente. Il gruppo Alpini di Onigo subito all'opera per limitare i danni nella struttura. Un piccolo tornado che ha sollevato il tetto proprio di sana pianta portando le lamiere fino a 100 metri di distanza da qua. L'aria che si fa sempre più forte, il turbine che solleva il tetto della casetta degli Alpini di via Brigata Iulia di Onigo. Volano lamiere e controsoffitto trovati a centinaia di metri di distanza e finiti addosso ai condomini vicini. Ci siamo dati da fare, eravamo una buona compagnia e siamo riusciti a mettere in salvo un po' le sedie e quant'altro all'interno della sede, nella parte dove era ancora coperta, e dopo siamo riusciti a mettere su un telo grande da coprire un po' che non entrasse l'acqua. Finora ci siamo salvati. 20 tra alpini e volontari che appena placati vento e pioggia si sono precipitati nella sede. Eravamo una compagnia, i soliti nomi e cognomi li conosco tutti, lavoratori. Il controsoffitto era caduto tutto quanto, quindi abbiamo ripulito e poi messo un po' in sicurezza la sede. Ingenti i danni, anche se ancora difficili da calcolare. Abbiamo incaricato di tecnici che stanno quantificando appunto i danni, stiamo facendo i sopralluoghi con i tecnici comunali, con gli ingegneri, in modo tale da poter fare una prima stima dei danni per poi mettere mano al bilancio comunale. Dobbiamo anticiparlo noi. Adesso si vedrà mano a mano andare avanti, noi metteremo del nostro e le imprese autorizzate faranno il lavoro. Qua superiamo le centinaia di migliaia di euro purtroppo e di conseguenza dobbiamo fare di necessità virtù e affrontare quelle sono le vere emergenze del territorio. E che effetto fa? Desolante. Ci si rende conto dell'impotenza che abbiamo di fronte a certe situazioni che purtroppo non sono più un caso ma quasi una normalità. Purtroppo bisogna rassegnarci e metterci un po' a riparo nel migliore modo possibile. È andato diciamo nello sconforto di vedere quello che è successo, però per fortuna non è successo niente alle persone, quindi questa è una grande cosa. E la conta dei danni la si fa anche a Bigolino di Valdobbiadene, dove la tromba d'aria ha colpito dopo Pederobba. Il racconto di una testimone. Erano più o meno le 4:30, 5 del pomeriggio e io ero in casa e a un certo punto sento un fortissimo vento, cominciano a sbattere le cose, guardo fuori dalla finestra e mi accorgo che cominciano a volare le cose dappertutto, volano i tavoli in rattan, le sedie, volano le tegole delle case vicine, si spostano i vasi, si infrangono vetri e con i miei figli guardiamo alla finestra, cerchiamo di mettere al sicuro quello che riusciamo, a un certo punto poi sentiamo uno schianto più forte degli altri, non
riuscivamo a capire cosa era successo, fino a che ci siamo resi conto che il tetto della nostra casetta degli attrezzi era volato. 25 metri quadrati di tetto in legno massiccio volato per oltre 20 metri prima di atterrare sul giardino di un vicino. È quello di Casa Caldart ed è solo uno dei tanti episodi accaduti al passaggio della tromba d'aria a Bigolino di Valdobbiadene. Una scia di devastazione che si è dissolta sulle colline tra San Pietro e Santo Stefano fino a Pianezze, lasciando dietro di sé antenne spezzate, tegole finite a terra, alberi divelti come per i ciliegi e le querce della scuola elementare. Danni sì, ce ne sono stati diversi, per fortuna non a persone, quindi a cose, sia del patrimonio pubblico che privato. Qui siamo alle scuole elementari Fiume Piave di Bigolino, stiamo rilevando i danni qui e anche in altre parti del territorio. Oltre agli alberi, la scuola, inaugurata lo scorso anno, ha subito solamente il danneggiamento di una vetrata, oltre allo spostamento di lamiere e qualche coppo. Merito di una progettazione che sta tenendo conto anche del cambiamento climatico della zona. Per Valdobbiadene ogni anno o piogge intense o trombe d'aria o insomma qualche anno fa anche scosse di terremoto, insomma dobbiamo sempre essere pronti all'autoprotezione, alla salvaguardia di se stessi e poi agli interventi per ripristinare i danni. Sindaco che lancia un appello ai cittadini, in particolare per alberi troppo alti o malati. Eventi come questi insomma ci ricordano di avere grande attenzione anche per il patrimonio verde, quindi far crescere le piante nei contesti corretti in modo corretto. Ma quali sono state le cause meteorologiche che hanno scatenato la tromba d'aria? L'abbiamo chiesto al generale Giancarlo Iannicelli. Qualche ora fa appunto c'è stata questa irruzione di aria più fresca, un sistema perturbato che è venuto appunto a contatto con aria più calda che era in pianura e lì questo contrasto, questo scontro ha causato fenomeni che proprio nella zona di Pederobba e dintorni ha dato vita a fenomeni intensissimi e purtroppo anche dannosi. Queste dunque le cause che hanno scatenato la tromba d'aria tra Pederobba e Valdobbiadene, ma è tutta questa stagione primaverile che continua ad essere anomala. Con temperature quasi sempre al di sotto della media e soprattutto con un tipo di tempo molto, molto piovoso. Con tanta pioggia e temperature basse. Infatti sono scese di diversi gradi. Naturalmente adesso riguadagneranno lentamente valore. Grandinate nei prossimi giorni no, perché essendosi abbassate le temperature non ci sarà più questo contrasto, ci sarà un po' di instabilità, ma non dovrebbero esserci più fenomeni intensi. Con la prossima settimana per la meteorologia inizia anche l'estate. Cosa succederà? Certo che adesso le temperature gradualmente ricresceranno e si porteranno già su valori normali alla stagione già dai prossimi giorni, quindi già da martedì, mercoledì 24, 25, 26 gradi. Teniamo conto che erano scese ieri, oggi a 15, 16, 17 gradi in pianura. Già verso metà giugno ci troveremo a fare i conti con l'AFA. Certamente sarà molto molto calda, avrà dei picchi di caldo intenso. L'instabilità è sempre dietro l'angolo. Ennesimo segnale del cambiamento del clima anche nelle nostre zone. Ci sono dei cambiamenti climatici, le temperature sono aumentate e aumentando le temperature naturalmente c'è più energia nella bassa atmosfera. E come dicevamo questa energia è sospesa, se non viene così allertata non succede niente, ma basta un piccolo impulso di aria più fresca che ecco che si scatena poi il putiferio e questo è all'origine di tutto. Le temperature che aumentano e questa massa di energia forte che diventa sempre più forte, che è ferma e sospesa ed è sempre pericolosa. Ancora cronaca dalle strade questa volta, un 46enne di Monastiere è stato trasportato all'ospedale dopo essere stato investito da un'auto a Cornedo Vicentino. Cornedo Vicentino attraversa la strada e viene investito da un'auto. Tutto avviene lungo la strada provinciale 246 all'altezza di Spagnago. Sono le 9 del mattino quando l'uomo, un 46enne che vive nel Trevigiano a Monastiere, per causa in corso di accertamento viene colpito dalla macchina guidata da un 47enne di Cornedo. Sul posto gli agenti della polizia locale Valle del Lagno per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Anche i vigili del fuoco hanno supportato le operazioni di sicurezza. I medici del SUEM 118, intervenuti tempestivamente, hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il pedone all'ospedale di Arzignano, per fortuna senza gravi conseguenze.
E un incidente stradale si è verificato anche a Cavaso del Tomba. Nello scontro tra un furgone, ad avere la peggio è stato un motociclista. È stato necessario l'intervento dell'elicottero di Treviso per soccorrere un motociclista 37enne di Marostica sbalzato dalla sella della sua Kawasaki dopo lo scontro con un furgone. L'incidente si è verificato intorno alle 7 a Cavaso del Tomba, lungo la strada provinciale 26 Valcavasia. All'altezza dell'incrocio con l'ingresso nella zona industriale Ponticello, i due mezzi sono arrivati, per causa del vaglio delle forze dell'ordine, alla collisione. Medico e infermieri di Pedemontana Emergenza, arrivati sul posto con l'ambulanza, hanno constatato sul Centauro la presenza di diversi traumi, tra cui una frattura al braccio. All'arrivo all'ospedale Cafoncello, il quadro clinico del Centauro si è rivelato meno grave del previsto, tanto che non sarebbe in pericolo di vita, pur rimanendo ricoverato per la cura delle ferite riportate nell'impatto. Tanta cronaca, lo avete sentito. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Apriamo la pagina dedicata al riconoscimento alla nascita per entrambe le mamme dei bimbi venuti al mondo da procreazione medicalmente assistita. La pronuncia della consulta fa tirare un sospiro di sollievo alle coppie che si sono viste respingere il doppio nome sull'atto di nascita, come Daniela e Francesca, coppia trevigiana. Oggi è il giorno della felicità perché questa notizia rende giustizia a migliaia di famiglie italiane. Il pronunciamento della Corte Costituzionale, che prevede il riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme di bambini nati da procreazione medicalmente assistita eterologa effettuata all'estero, fa tirare un sospiro di sollievo a molte coppie trevigiane che hanno finora vissuto senza certezze. Daniela e la compagna 3 anni fa hanno ottenuto l'adozione speciale, ma conoscono bene la precarietà di un sistema che finora dagli uffici anagrafe ai tribunali trattava il tema in maniera difforme. Ci si sentiva un po' insicuri e tra l'altro anche a livello proprio dell'organizzazione familiare era impossibile per me prendermi giorni di congedo al lavoro e quindi la mia compagna ha dovuto rinunciare a lavorare per un gran periodo perché non poteva in caso di malattia dei 2 bambini piccoli prendere sempre giorni lei. Avere questo riconoscimento alla nascita è veramente importante per i bambini, per il loro diritto alla continuità affettiva, a una crescita come tutti gli altri bambini insieme alle persone riconosciute, no? che un genitore non deve chiedere una delega per andarli a prendere a scuola, per portarli in ospedale, in pronto soccorso. Per i bambini è un diritto avere il riconoscimento di entrambi i genitori. Fino ad ora molte coppie hanno vissuto con una spada di Damocle sulla testa pendente e non è stato per niente piacevole, anzi ha causato parecchio dolore e ha stressato oltremodo le coppie stesse che insomma quelle meno fortunate sono anche entrate in crisi a causa di questa incertezza. Sono stati pochissimi i comuni che hanno accettato di formare l'atto di nascita e anche in quel caso quando la coppia accettava di farsi formare l'atto di nascita da parte del comune viveva con l'incertezza che la procura avrebbe potuto in qualsiasi momento impugnarglielo. L'avvocata Pizzola ha già allegato ai fascicoli dei procedimenti che sta seguendo la sentenza della consulta che ha fatto esultare tutto il mondo LGBT, sebbene ci siano altri scogli da superare. Siamo molto soddisfatti per la sentenza della Corte Costituzionale. Adesso che i comuni si adeguino in fretta, compreso il comune di Treviso, che fino all'altro giorno ha rifiutato all'anagrafe di iscrivere la seconda mamma come genitore. Al sollievo delle coppie non corrisponde tuttavia quello delle donne single. La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile la questione di illegittimità della legge che non consente alle donne single di accedere in Italia alla procreazione medicalmente assistita. Perché di fatto noi facciamo fatica nel nostro territorio italiano a concepire una famiglia diversa da quella tradizionale. Questa è la realtà. Possiamo essere d'accordo o meno con la sentenza, ma non si può negare che gli effetti sulle amministrazioni siano complessi. Ieri sera a Focus il vice sindaco di Treviso ha commentato la sentenza della consulta sui figli di 2 mamme e i problemi pratici rischiano, dice, di essere molti. Sentiamolo. Veramente è un problema, guardate, per le amministrazioni, perché cosa fai? E se questo bambino perde una delle 2 mamme? Come ti raffronti?
I servizi sociali come si devono comportare? Peraltro, ne discutevamo nel fuori onda, è diverso 2 donne da 2 uomini, ovviamente, perché c'è un'altra fase, e me l'hanno raccontato esponenti di anche LGBT, che queste cose conoscono bene. Se una delle 2 donne ha l'ovulo dell'altra, perché può farlo, quando il bambino nasce ha avuto una mamma che lo ha partorito, ma ha i cromosomi dell'altra. Sì, l'altra è biologica. Biologica, e se fa un esame del DNA è l'altra la mamma, pur avendolo partorito. E quindi ti trovi in uno stallo che veramente cosa non succede per i papà, ovviamente. Quindi qua ci vuole una linea, però io sono sempre molto attento a dire giusto o non giusto, perché, ripeto, non vengono dati bambini, non sto dicendo che non debba essere fatto, a un single, e siccome forse è anche sbagliato, ma se resti orfano non è che ti tolgono la mamma o il papà perché sei stato orfano di uno dei 2 genitori. Ci diamo una regola che abbia una logica, che si sposi anche con l'Europa, perché altrimenti quando esci dall'Italia o quando entri in Italia, di chi sei figlio, come ci poniamo, questi passaporti che valore hanno, e quindi è una cosa che è complicata. Peraltro l'ultima cosa, c'è una problematica di asse ereditario, cioè noi non ne teniamo mai conto, ma è una cosa importante, perché poi non riguarda solo le 2 donne, riguarda le loro famiglie di origine. Cioè sta cosa qua, noi facciamo finta sempre che sia la registrazione per andare all'asilo, perché così tutte e 2 parlano con i genitori a scuola. Non è così, si creano assi ereditari diversi, reversibilità di pensione, si lasciano. Chi ha il mantenimento dei figli? Cioè, perché poi si lasciano anche le coppie omosessuali, non è che restano assieme sempre. Quindi possiamo dire che è una cosa molto più complessa della registrazione, sicuramente importante, ma che riguarda tutta la società. Nel 33esimo anniversario della strage di Capaci, in cui trovarono la morte il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta, gli alunni della scuola media Galileo Galilei di Breda di Piave hanno dato vita alla passeggiata della legalità, visto che oggi è proprio il giorno della legalità, camminando, malgrado la pioggia, fino alla rotonda vicino al loro istituto, intitolata a questo tema. Dopo una serie di interventi, loro, del sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Mattia Sozza e del sindaco del Comune Cristiano Mosole, sono rientrati a scuola, dove le seconde e le terze classi hanno incontrato il giornalista ed ex docente Guido Lorenzon, testimone dell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Verrà presentato in Parlamento, prima di toccare tutte le regioni italiane, il libro Pensare la sanità, scritto dall'economista Stefano Zamagni insieme al vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini, ospite questa mattina del vice direttore Ferdinando Avarino nella prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo sentito un po' come una chiamata, come un'assunzione di responsabilità di fronte a un mondo che sta scomparendo, che è il mondo della sanità italiana. Questa è la motivazione che ha spinto il professor Luca Antonini a scrivere a 4 mani con l'economista Stefano Zamagni Pensare la sanità, un viaggio tra l'etico e giuridico nella sanità italiana, fino al 2009 la seconda al mondo per qualità e 10ª per spesa, con costi dimezzati rispetto a quella statunitense, un primato che a causa di diversi aspetti approfonditi nel libro il nostro paese sta perdendo. Nella copertina il quadro di Munch, Bambina malata, opera autobiografica, visto che l'artista perse la sorella uccisa a soli 17 anni dalla tubercolosi. Al centro dell'immagine 2 mani che si stringono. È un po' il simbolo di quello che vorremmo dire. Oggi occorre un'alleanza di tutti, soprattutto delle forze politiche, che si mettano d'accordo per cercare di evitare questa pericolosissima deriva che rischia la sanità italiana. La deriva a cui fa riferimento il professor Antonini è quella di un'americanizzazione della nostra sanità. Quindi è basato su questo principio assolutamente liberale, per cui se hai soldi sei curato, se non hai soldi non sei curato. No? Questo è totalmente contrario allo spirito della nostra Costituzione, che dice che nell'articolo 32 che la tutela della salute è un diritto fondamentale. Una sanità malata, per una malattia di cui vediamo oggi gli effetti, ma che secondo il vicepresidente della Consulta inizia tra il 2012 e il 2019, quando vengono tagliati 40 miliardi di euro. I tagli sulla sanità li vedi dopo 10 anni, l'effetto lo vedi dopo 10 anni, quando devi cambiare la macchina della TAC, quando c'è il medico che va in pensione e devi sostituirlo, ma ti accorgi che non ci sono le risorse per sostituirlo. L'altra grande questione affrontata nel libro è quella della carenza dei medici. Bene ha fatto il governo attuale a togliere il numero chiuso a medicina. Come dice lei, però il risultato lo vediamo fra 10 anni. Malanni emersi nella loro gravità durante
durante la pandemia, per i quali la soluzione, spiega il professor Antonini, è ben delineata. Le risorse per la sanità non devono mai mancare. La Corte Costituzionale, è una sentenza che ho redatto anche io, parla di spesa costituzionalmente necessaria. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di Giro d'Italia perché a Treviso è tutto pronto per accogliere domani la partenza della 14ª tappa che attraverserà diversi comuni della Marca fino all'arrivo a Nova Gorizia. Il Giro inizierà alle 12:55 come partenza ufficiale, facendo un passaggio appunto per le vie del centro storico cittadino, per poi allungarsi verso Fuorimura passando per Viale Luzzatti e Viale della Repubblica. Conto alla rovescia per la partenza da Piazzale Burchiellati della 14ª tappa del Giro d'Italia Treviso-Nova Gorizia. La città è pronta ad abbracciare la carovana rosa con palloncini alle finestre e vetrine allestite per l'occasione. Già predisposto il piano viabilità con chiusure nelle aree interessate dal passaggio dei ciclisti. Noi andremo in chiusura delle strade afferenti al percorso dalle ore 10:30 e in alcune zone, in particolare quelle più prossime alla zona di movimento di partenza, la zona di Viale Burchiellati, Fragiocondo, dovremo cominciare a chiudere anche un po' prima. Chiusa il traffico, Viale Burchiellati, Viale Terza Armata, Borgo Cavalli, Via Sant'Agostino, Piazza San Leonardo, Via Martiri della Libertà, Via Indipendenza, Piazza dei Signori, Calmaggiore, Via Canova, Via Fragiocondo, Viale Fratelli Cairoli, Viale Luzzati e Viale della Repubblica e ancora auto interdette nel tratto di circonvallazione interna compreso tra Viale Fragiocondo e Viale Burchiellati. Chiusi anche i varchi di accesso dal PUT verso l'area interna alle mura in corrispondenza degli incroci tra Cairoli e Caccianiga, Cairoli e Fragiocondo, Cairoli e Porta Manzoni. Percorribili invece per le direttrici nord-ovest e sud-est la statale Feltrina, la Castellana, la Nualese e il Terraglio. L'accesso quindi all'ospedale regionale Caffoncello è sempre consentito dalla tangenziale senza alcun problema. L'accesso all'ospedale di San Camillo anche qui sarà sempre consentito con l'arrivo da tangenziale Fiera via Rota. Con il passaggio dell'ultimo ciclista e il segnale del fine corsa, le strade verranno immediatamente riaperte. La zona del cosiddetto patinodromo come parcheggio verrà riaperta intorno alle ore 15. E ora invece siamo agli Alpini perché domani Conegliano sarà in festa per l'inaugurazione dei nuovi pennoni e delle relative sculture posizionate per il riammodernamento della scalinata degli Alpini. La Grecia terminata, audi siamo tornati. Un canto alpino per raccontare quanto le penne nere siano legate a Conegliano. E il simbolo è la scalinata tra Piazza Cima e il Viale della Stazione, cuore della città che prima era così. La storia di questa gradinata comincia nel 1950, quando Travaini, Dacò, Curto e Monsignor Sartor, già alpino anche lui, si fanno promotori della trasformazione di questo luogo che era la salita delle peschiere e la trasformano in gradinata degli Alpini. Una scalinata per ricordare come Conegliano sia stata città alpina con 4 battaglioni e relative caserme. Si parla di 4-5 mila militari che durante i periodi più duri dell'anno scendevano a Conegliano e fra virgolette svernavano. E Conegliano oggi è ancora simbolo di operatività dell'artiglieria da montagna. Il significato di un'alpinità che nasce da lontano, dai nostri nonni, dai nostri genitori, e oggi la scalinata agli Alpini viene abbellita con queste 2 opere marmoree di incredibile pregio e siamo contenti veramente di questo. Scalinata che gli alpini hanno rinnovato per i 100 anni della sezione con l'inaugurazione dei pennoni con ai piedi 2 sculture. Rappresentano le cime, le nostre montagne dove noi abbiamo fatto il servizio militare, dove tutti gli alpini hanno fatto il servizio militare. Poi ci sono le 2 stele con 2 scritte a sorpresa che riguardano sempre noi, sempre gli alpini, l'ANA e ricordo alla città. Alpine sempre. E da lunedì prossimo invece 26 maggio fino al 13 di giugno velivoli F-18 dell'aeronautica svizzera opereranno dall'aeroporto di Strana, sede del 51esimo stormo, per svolgere attività addestrativa congiunta
con velivoli EF-2000 e F-35 dell'Aeronautica Militare nell'ambito di un'esercitazione Svizzera-Italia. Un'importante opportunità di integrazione tra l'aeronautica italiana e quella di un paese non appartenente alla NATO, che consentirà di affinare le attività di coordinamento e favorire uno scambio di conoscenze tecniche e procedurali tra aeronautiche di paesi confinanti. Per la Swiss Air Force si tratta del secondo rischieramento in Italia per svolgere attività addestrativa, e la conferma della scelta di Istrana è stata determinata dal ruolo operativo svolto dal 51esimo Stormo e dalla capacità di supporto in grado di offrire. L'attività addestrativa si svolgerà nel rispetto delle previste procedure di volo e di sicurezza. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. E ripartiamo proprio dal sì della Corte Costituzionale al riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme dei bimbi nati da procreazione medicalmente assistita. Il primo ricorso in Italia fu presentato nel 2018 a Belluno dall'avvocato Maurizio Paniz, che tutt'oggi assiste 2 mamme di Mel per il loro bambino concepito all'estero con la procreazione assistita. È un principio di tutela per i minori, non riguarda il riconoscimento o meno delle coppie di fatto, delle coppie dello stesso sesso, riguarda il diritto dei minori eventualmente nati attraverso la procreazione medicalmente assistita di essere trattati nello stesso modo dei figli nati dalle coppie tradizionali. Gioisce e ne ha ben donde l'avvocato Maurizio Paniz, a cui va il merito della primogenitura dei ricorsi presentati a livello nazionale contro la cancellazione del nome della madre intenzionale dall'atto di nascita del piccolo di una coppia di mamme di Mel nato a Feltre ma concepito all'estero con la procreazione assistita. Questa è stata la prima iniziativa in Italia e questo è un risultato sicuramente molto significativo, molto positivo per le 2 mamme di Mel che avevo seguito in tutti questi anni, per la battaglia che hanno portato avanti e soprattutto per il diritto dei loro 2 figli di essere considerati uguali a tutti gli altri figli in Italia. La sentenza della Corte Costituzionale è molto importante, elimina un divieto che già esisteva nella legge, ma nel contempo detta una linea che il Parlamento dovrebbe prendere in considerazione, afferma Paniz. Il Parlamento ha legiferato tempo fa legittimando le unioni tra coppie dello stesso sesso, ma non ha disciplinato la posizione dei figli di queste coppie. E così finora l'unico modo per vedere riconosciuto il legame genitoriale è stato chiedere l'adozione del proprio figlio con tempi molto lunghi. Qual è la linea fondamentale nell'interpretare queste situazioni? Quella del cosiddetto best interest, cioè del miglior interesse per i minori. E non c'è dubbio che per i minori il miglior interesse è quello di avere 2 genitori anziché un solo genitore, quando anche nello stesso sesso, purché evidentemente i genitori vogliano fare i genitori e non siano soltanto genitori sulla carta ma anche nella sostanza. Nel ricorso alla Corte Europea, che potrebbe pronunciarsi entro pochi mesi, l'avvocato Maurizio Paniz ha posto anche il tema del riconoscimento di un ristoro da parte dello Stato italiano alle 2 mamme di Mel perché inadempiente rispetto alle normative europee. La Corte Europea dovrà decidere se il disagio derivato soprattutto al minore, quando anche in parte ai genitori, ma soprattutto al minore per una posizione di diseguaglianza sia fonte di risarcimento del danno. Lo vedremo, è una ipotesi possibile. 23enne in manette, 1 chilo di cocaina sequestrato, operazione della squadra mobile di Belluno che indaga sulla provenienza della sostanza e a chi era destinata. 1 chilo di cocaina purissima, che al dettaglio poteva fruttare anche 300.000 euro, e un bellunese 23enne arrestato. Questo è il brillante risultato della sezione antidroga della squadra mobile di Belluno, nel corso di un'accurata operazione svoltasi a Ponte nelle Alpi, che ha anche portato ad essere indagati altri 2 giovani, di cui uno italiano e uno serbo, al sequestro di 3.000 euro in contanti, della replica di una pistola Beretta, di materiale per il taglio della droga e strumenti di precisione per lo spaccio. Nonostante le dimensioni della provincia, stiamo parlando di un quantitativo significativo che ci fa capire che effettivamente è presente un'attività di spaccio qui, e quindi non possiamo abbassare la guardia, continueremo con questi nostri servizi dedicati e proseguiremo con l'attività di indagine per poter ricostruire al meglio le dinamiche dei fatti.
Tanta droga e uno spacciatore tanto giovane. Sì, questo ci fa sicuramente pensare, fa capire insomma che come i clienti ma anche i spacciatori non siano persone avanti con l'età, ma siano anche giovani, e questo è chiaramente un importante spunto investigativo anche per le nostre successive attività. Si tratta di un fenomeno preoccupante che va sicuramente attenzionato, perché si calcola che il chilo di cocaina sequestrato sarebbe stato smerciato nel giro di un paio di settimane. Grande attenzione quindi al fenomeno dello spaccio, tanto che negli ultimi 6 mesi in provincia sono state arrestate 10 persone e sequestrate sostanze di tipo diverso, quali MDMA, hashish, LSD, una cinquantina di piante di marijuana e funghi allucinogeni. È un colpo importante per Belluno, si tratta di un arresto a cui è associato quasi un chilo di cocaina, quindi una sostanza importante che ci farà riflettere sicuramente anche sullo sviluppo investigativo e su quello che è l'andamento dello spaccio di sostanze stupefacenti in questa provincia. Ancora un altro furto invece di biciclette dopo i colpi a Feltre, Santa Giustina e Belluno. Questa volta i ladri hanno violato, sempre in orario notturno, il negozio San Vido di Cesio Maggiore. 30.000 euro il valore del bottino. I malviventi prima hanno rubato un furgone alla Cassola Arredamenti per usarlo come ariete, manovrandolo in retromarcia, quindi sfondata la vetrata, si sono impossessati delle biciclette. Il tutto è avvenuto in meno di 5 minuti perché l'allarme ha fatto accorrere titolari e vicini, ma a quel punto i ladri si erano già dileguati facendo perdere le proprie tracce. Lo stadio polisportivo del capoluogo cambia nome, si chiamerà Polar Stadium, mossa vincente del comune di Belluno che così diventa il primo e finora unico in Italia ad avere un impianto di Serie C intitolato a uno sponsor privato. 80.000 euro spalmati su 5 anni, e questo è l'impegno economico di Revert, che con il proprio marchio di occhiali Polar ha sottoscritto il contratto in esclusiva di naming del polisportivo, anche se a cantiere ancora aperto almeno fino alla prossima primavera. Lo stadio perciò da oggi si chiama Polar Stadium ed è il primo in Italia di proprietà comunale ad essere associato a sponsor privato, pratica diffusa in Serie A solo in 6 casi e per gli impianti di proprietà delle società, e per 2 soli casi in Serie B a Reggio Emilia e a Cesena. A maggio dello scorso anno, con una delibera, la Giunta Comunale ha autorizzato Sportivamente Belluno a cercare sponsor per la copertura delle spese di varia natura degli impianti. Ho preso spunto dalle grandi città. In grandi città ci sono questi grandi impianti che sono intitolati appunto degli sponsor, e ho pensato perché non portarlo anche a Belluno, un sistema del genere. E ho trovato un terreno fertile. L'incontro con Elvio Reolon, titolare di Revert, lo scorso novembre. È una scelta che abbiamo fatto. L'abbiamo fatta non l'abbiamo fatta tanto per la visibilità, ma quanto per continuare quello che è il nostro impegno nello sport, per i valori che noi crediamo lo sport possa dare. La visibilità in ogni caso sarà garantita ai massimi livelli nel campionato 2026-2027 se Dolomiti Bellunesi manterrà il suo meritato posto in Serie C. In sala giunta il sindaco De Pellegrin ha parlato di una grande operazione strategica per sviluppare lo sport di base e per mantenere gli impianti sportivi. Ringrazio la Polar per essere stata vicina e aver aderito al bando che Sportivamente ha emanato. Ora abbiamo altri contatti con altre aziende e speriamo di concludere anche su quello che sarà la piscina, quindi un altro polo importante, e anche poi il polisportivo dei MAS 1 e 2. Sullo sfondo però resta la polemica non del tutto assopita causata dalla mancata comunicazione dell'accordo di naming alla Dolomiti Bellunesi, neppure invitata in prima battuta alla conferenza stampa di presentazione dello sponsor. Ci siamo un po' innervositi perché potevamo quantomeno essere avvisati se avevamo magari altre idee noi in testa. Comunque è andata così, il momento è passato, con il titolare della Polar ci siamo chiariti, anche perché lui è all'interno della società, quindi è uno sponsor nostro. Andiamo avanti e pensiamo intanto quest'anno a giocare a Feltre, il prossimo anno spero di rientrare a Belluno e giocare a Belluno. Era l'ultimo servizio per questa sera, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo adesso le previsioni del tempo. Una buona serata a tutti, arrivederci.